Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano e del suo canale e benvenuti anche oggi in una micropillola. Bene, oggi vorrei rispondere a una nostra iscritta al canale, a Rosy Napoli, per via che ha fatto una bellissima domanda il 6 dicembre, in quale chiedeva, io sto guardando il video di l'ovetto d'oro per difendermi dalle larve astrali, dai parassiti astrali, ma se ce le ho dentro prima che faccio l'ovetto restano dentro. Ebbene, bellissima domanda e vediamo subito la risposta. Per difendersi con circuiti radionici che trovate nel sito del ilcapitano.altervista.org o nel gruppo di Facebook di Hildegarda e di Marietto Veneziano. Quindi, detto questo, partiamo. La prima cosa è avere il testimone del bersaglio, cioè su chi vogliamo lavorare. Ipotizziamo che siamo noi stessi. Qui uso una fotografia a fantasia, la metto nel circuito del quadrante radiostesico per valutazione e chiediamo se possiamo utilizzare il famoso circuito radionico che appunto lo trovate nel sito del capitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook, che si chiama Apollonius. Quindi facciamo la classica domanda al nostro quadrante e vedere se possiamo utilizzare questo circuito radionico, se è idoneo a questo lavoro di pulizia dell'astrale. Chiaramente i circuiti devono essere utilizzati almeno una volta ogni 6 mesi per fare una pulizia generale e non specifica. Ma ipotizziamo che questo soggetto, che sarei io, è leggermente intasato di larve astrali, perché non ho il cerchio di fuoco che ho già spiegato nelle varie pillole, perché non ho l'ovetto d'oro e così via. Quindi mi dice sì, è urgente farlo praticamente. Abbiamo visto che il pendolino è piuttosto robusto, sì. Quindi abbiamo capito che abbiamo bisogno di questa pulizia dell'astrale. Quindi ci fermiamo, posizioniamo il nostro pendolino. Adesso dobbiamo vedere il tempo che occorre per fare questa pulizia. Quindi togliamo il nostro testimone, che in questo caso qui è una fotografia, lo togliamo e usiamo il quadrante radiostesico per le ore, cioè vediamo quanto tempo deve rimanere sotto la struttura di questo circuito radionico, questo lavoro. Bene, posizioniamo in centro il nostro testimone e vediamo quante ore deve stare per essere ripulito dalle larve astrali in linea generale. E vediamo che il soggetto, insomma, che sarei poi io in linea teorica, 9 ore di pulizia. Siamo sicuri? 9 ore. Bene, adesso ci fermiamo. Cosa facciamo? Togliamo il nostro testimone, togliamo il nostro circuito e prendiamo il famoso circuito Apollonius, che lo potete trovare nel sito del ilcapitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegarda e di Marietto Veneziano. È composto da 2 cerchi, il quale quello operativo è questo sotto grande, quindi nel centro mettiamo la nostra foto del testimone. Prendiamo il nostro pendolino e lo aggreghiamo almeno 21 giri, vedete? Dopo che il pendolino si sarà fermato, questo impianto del circuito Apollonius lo dobbiamo posizionare in un posto sicuro, dentro un cassetto, sopra un armadio, sopra un tavolo, in modo che non venga disturbato, che non ci sia vento. L'ideale sarebbe verso nord, ma visto che sono con i cerchi, questi circuiti non hanno bisogno di essere orientati. Comunque, se sapete dove è il nord, male non gli fa. Dopo 9 ore, per essere sicuri che il soggetto sia libero e volete anche imprimergli delle energie positive, il vostro Marietto Veneziano vi consiglia di, prima di tutto, togliere il testimone, no? Facciamo finta che siano passate 9 ore e quindi il circuito Apollonius ha fatto il suo lavoro di pulizia delle larve astrali. Voi quel circuito che ho già fatto vedere in altre
pillole, ideato da Hildegarda ma fatto dal Marietto veneziano, in cui c'è l'OM nel centro con le varie forze planetarie. Lo posizionate su un tavolo, mettete il testimone in centro, prendete ancora il pendolino e lo roteate in modo che praticamente si aggreghi all'OM. Chiaramente, se per la polizia sull'Apollonius il quadrante radiostesico per l'ora ci ha detto 9 ore, noi adesso lo fermiamo, noi faremo lo stesso anche per questo circuito di rafforzamento, di valorizzazione delle energie planetarie sul soggetto, sull'OM. Bene cari amici, spero di aver risposto alla Rosa Napoli e spero che voi continuate a vedere le pillole del Marietto veneziano e vi aspetto alla prossima pillola e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale del Marietto veneziano. Alla prossima!